La forza del mare si mangia le spiagge, insidia il territorio, mentre il Mose tiene sostanzialmente la marea eccezionale di 173 cm verso la laguna. La sintesi per spiegare come paura e sollievo si siano mischiate nella prima giornata di alta marea associata a forte vento che interesserà il litorale veneto anche nei prossimi giorni. Le ripercussioni sulla costa sono per tutte le località, ma i danni più evidenti sono stati registrati sulle spiagge di Sottomarina e Isola Verde, completamente invase dal mare. Il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, l'ha definita una situazione spaventosa, con gli stabilimenti balneari completamente allagati, eppure a Punta Gorzone a Chioggia l'acqua è arrivata fino alle case, richiedendo l'ausilio della protezione civile di Cavarzere e di Cona. Il vento, inizialmente da sud e poi da nord-nord-est, ha provocato forti mareggiate che hanno sommerso le dighe di stabilimenti di balneazione, come all'Hotel Excelsior del Lido di Venezia, frustando la stretta costa di Pellestrina. Il consigliere delegato per il litorale Alessandro Scarpa Marta non segnala danni a persone, ma le ondate hanno raggiunto livelli vicini all'acqua granda del 2019. Occhi puntati sui fiumi, particolarmente fra Jesolo ed Eraclea. Nella zona costiera i corsi d'acqua non riescono a scaricare in mare a causa dell'alta marea. Nel pomeriggio è prevista un'attenuazione dell'impatto nel tratto da Bibbione a Venezia, mentre si registrerà ancora vento forte in quello da Chioggia al delta del Po. A Punta Sabbioni Dispera ha registrato il più alto picco di marea, 204, e il forte vento ha insistito a lungo sulla diga non distante dalle paratoie del Mose. Paratoie che hanno salvato Venezia, dove la situazione è rimasta tranquilla nel centro abitato risparmiato dagli allagamenti, pur se le acque della laguna hanno risentito del vento che ha reso decisamente complessa e pericolosa la navigazione. In laguna sono stati registrati, alla punta della dogana della Salute, solo 62 cm di marea. Senza il Mose, l'82% della città storica sarebbe stato allagato. Resterà alzato fino a l'1 di notte di martedì. Le paratoie mobili saranno nuovamente rialzate alle 6:30 di mercoledì mattina, in vista del picco di 145 cm previsto per le 10:30, come annunciato dall'ufficio maree del Comune di Venezia. Il cambiamento del vento da sud a nord, dopo la stasi attuale delle prossime ore, potrebbe portare invece ad un abbassamento e a un ulteriore innalzamento del livello d'acqua in Adriatico. Il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, sta seguendo personalmente l'evoluzione dell'ondata di maltempo che in queste ore si è abbattuto sulla regione. È in costante contatto con l'assessorato alla protezione civile regionale, i vertici tecnici e gli altri uffici interessati per essere informato sulla situazione. L'attenuazione delle piogge è prevista soltanto nel pomeriggio e in tarda serata dovrebbero cessare anche i venti forti.